Morto dopo 8 mesi di rianimazione, Marian Bratu, uno dei 5 operai investiti il 13 maggio da una bomba di calore sprigionatasi alle acciaierie venete a Padova, il dolore e la rabbia dei colleghi davanti alla fabbrica. Economia e lavoro, i sindacati lanciano le sfide per il 2019, ma la manovra preoccupa, rischio di alta tensione sociale, avvertono domani in piazza i pensionati. Autonomia, la roadmap indica il 15 febbraio per la firma, ma il vice premier Di Maio in un'intervista frena degli entusiasmi, sarà una contrattazione lunga, dice, imprese preoccupate. Mira con il fiato sospeso dopo il ritrovamento del cadavere nel canale, secondo gli esami antropometrici il corpo sembra compatibile con il 19enne rugbista scomparso un mese fa. Tragedia di Trento, non ce l'ha fatta la bimba di 22 mesi, è rimasta soffocata durante il pranzo, la piccola è morta dopo alcuni giorni di agonia in ospedale. La morte di Carlo Maria Maggio a Venezia, dove scontava l'ergastolo per Piazza della Loggia di Brescia. Le sue verità verranno a galla, ne è convinto Guido Lorenzon, che per primo a Treviso denunciò l'ideologia della strategia della tensione. Ci sono dati appuntamento in 2500 Baby Bike a Padova per raccogliere fondi per oncoematologia pediatrica grazie alla tradizionale pedalata benefica. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la cronaca di un conto salatissimo, drammatico che purtroppo si deve aggiornare. Parliamo del bilancio di quanto accaduto nel maggio scorso alle acciaierie venete a Padova, gli operai investiti dalla bomba di calore. Nella notte il conto si aggiorna purtroppo con la seconda vittima, quel 43enne Marian Bratu che dopo 8 mesi di lotta tra la vita e la morte in rianimazione non ce l'ha fatta. Sale a 2 il bilancio degli operai morti per l'incidente avvenuto all'interno delle acciaierie venete il 13 maggio scorso. Dopo 8 mesi di agonia, infatti, è morto in ospedale a Padova, dove si trovava ricoverato in rianimazione, Marian Bratu, operaio di 43 anni, uno dei 5 lavoratori investiti da una cosiddetta bomba di calore. La lezione più grande di questa vicenda è la forza e la resistenza di Marian. In questo momento c'è un dolore indicibile tra i colleghi di lavoro, la famiglia e non ci si aspettava che se la potesse anche fare. Oggi i colleghi, dopo aver appreso la notizia, si sono ritrovati davanti ai cancelli dell'azienda per ricordare Marian. I lavoratori si sono voluti ritrovare qui fuori dai cancelli per un saluto, un ricordo a Marian, ma il silenzio faceva da padrone. Domenica 13 maggio una siviera carica di acciaio incandescente si rovesciò a terra e l'ondata di calore investì 5 operai che in quel momento si trovavano al lavoro nei pressi. Bratu, che riportò ustioni sul 90% del corpo, venne immediatamente ricoverato in ospedale e dopo un primo periodo di cure nel reparto grandi ustioni era stato trasferito in rianimazione e lì con il passare delle settimane si era diffuso un certo ottimismo tra i familiari. Eravamo andati in ospedale proprio il giorno del suo compleanno, il 44esimo compleanno, 16 novembre scorso, e c'era veramente un bel clima, era stato un bel momento insomma con la famiglia. L'operaio romeno è la seconda vittima di quell'incidente. Il 6 giugno scorso era morto Sergiu Todita, 39enne moldavo, anche lui ucciso dalla bomba di calore mortale. Altri 3 operai portano ancora i segni di quel disastro, ma ora stanno meglio. 7 le persone indagate dalla magistratura per l'incidente sul lavoro. Vogliamo che venga fatta tutta la chiarezza del caso, sulle responsabilità. È un discorso un po' più generale che segna questo anno 2018 come uno degli anni più tragici per le morti sul lavoro, gli infortuni e le invalidità. E c'è ovviamente dopo un 2018 così drammatico sul fronte degli infortuni anche la sicurezza nel lavoro tra le sfide del 2019 per i sindacati, la CGIL in particolare. Tante le sfide aperte anche per quanto riguarda la questione lavoro e gli investimenti, le richieste, gli appelli. La manovra però del governo preoccupa e non poco i sindacati e le prime reazioni già non si fanno attendere. Domani a Venezia e Treviso in piazza già i pensionati. Le sfide per il 2019 sono già tracciate sul fronte del lavoro. Se il peggio della crisi sembra davvero alle spalle, ci sono ancora settori in grave difficoltà e comunque in generale è necessario fare scelte concrete, spiegano dalla CGIL, per continuare con i progressi finora conquistati. Dopo 18 mesi di lenta ripresa abbiamo la necessità di consolidare quella ripresa. Il problema è che il contesto economico nazionale e internazionale sta peggiorando e quindi siamo preoccupati. Bisogna fare scelte di investimento e fare in modo che le situazioni
situazioni di crisi si risolvono attraverso appunto gli investimenti. Ci sono però comparti ancora in sofferenza, uno su tutti quello del tessile, che è il grave malato della nostra provincia e in realtà del nostro paese, su cui bisogna intervenire con una politica che riesca a rilanciare un settore che in anni passati è stato determinante per questo territorio. Bisognerà poi fare i conti con i fronti caldi aperti che caratterizzeranno l'anno in arrivo, in primis la situazione Stefanelle con i sindacati, in attesa di capire l'evoluzione, impegnati a tutelare i lavoratori e le loro professionalità. Siamo riusciti nell'arco del 2018 a garantire situazioni e vertenze complicate, ricordo Pastazzara, cerchiamo di farlo anche per tutte quelle che affronteremo in futuro. Ma le sfide che aspettano il mondo del lavoro passano anche e soprattutto attraverso la sicurezza. Dobbiamo fare in modo che il 2019 ci sia la concretezza di intervenire sotto il profilo della prevenzione, sotto il profilo dell'attenzione culturale al tema della sicurezza. In tutto questo cresce il malumore per una manovra finanziaria che non convince e preoccupa, dissenso che rischia di crescere e sfociare, secondo i sindacati, in tensioni sociali. Intanto nei prossimi giorni in programma una serie di manifestazioni di protesta, ad iniziare dai pensionati che domani dalle 10:30 saranno davanti alla prefettura di Treviso. L'unica cosa certa è che per 67.000 pensionati trevigiani ci sarà un aumento minore di quanto stabilito dalla legge fatta nel 2017. Quindi queste persone ci rimetteranno nei 3 anni dai 250 euro ai 750 euro. Se toccano oggi ancora le pensioni vuol dire che continueranno a fare cassa su quei redditi che sono frutto di una vita di lavoro. Noi ci saremo, vi aspettiamo in tanti, abbiamo mandato anche 15.000 messaggi, speriamo che domani mattina, visto che non fa tanto freddo, la gente esca di casa e faccia vedere la propria incazzatura. Dobbiamo indignarci rispetto a queste questioni. E poi si guarda a Roma anche non solo per la manovra, ma anche per la questione dell'autonomia. Un'intervista di Di Maio riaccende il braccio di ferro, sarà una lunga contrattazione, ha detto. Come sappiamo c'è una roadmap fissata, annunciata qualche giorno fa, il 15 febbraio, con una eventuale firma tra Regione e Stato, ma le parole di Di Maio, le ultime parole di Di Maio alla vigilia di Natale preoccupano e non poco, soprattutto le categorie. Ha tirato il freno a mano il vice premier Luigi Di Maio parlando di autonomia in un'intervista rilasciata alla vigilia di Natale, parole che lasciano l'amaro in bocca per le regioni, Veneto in primis, che chiedono un'accelerazione dell'iter. Il 15 febbraio 3 governatori, oltre a Zaia, Fontana per la Lombardia e Bonaccini per l'Emilia Romagna, saranno dal ministro Stefano per la firma delle intese, ma il leader pentastellato smorza l'entusiasmo. Il tema dell'autonomia sarà una lunga contrattazione con le regioni, condotta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha spiegato, aggiungendo poi il Movimento 5 Stelle ha sostenuto il referendum di Lombardia e Veneto nel 2017, lo abbiamo fatto in tempi non sospetti. Il modello di autonomia sarà parte della discussione, basti pensare che le due regioni interessate, Lombardia e Veneto, chiedono 2 intese diverse, non esiste un modello unico da applicare per tutti, ha continuato Di Maio. Il principio generale è che l'autonomia non deve danneggiare le altre regioni, ma deve permettere a quelle popolazioni che l'hanno chiesta di esercitarla, ma nell'ambito dello statuto ordinario. Dichiarazioni che non lasciano certo indifferenti i diretti interessati. Sull'autonomia c'è un rallentamento evidente, vedremo se il governo manterrà la promessa, ha dichiarato il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Preoccupazione arriva anche dalle categorie economiche. Se si allungano i tempi, ovviamente si allunga anche il tempo di attuazione dell'eventuale autonomia che dovrebbe essere concessa. Noi abbiamo bisogno che ci sia questa autonomia per liberare risorse nel territorio, per fare investimenti, in modo tale che l'economia veneta sia quell'economia che sta trainando questo paese assieme alla Lombardia e all'Emilia Romagna. Sì, sicuramente rischia di essere una promessa non mantenuta, è che credo faccia parte dell'accordo di programma, questo famoso contratto che ha messo insieme queste due forze politiche, lei e 5 Stelle. Qualcuno si assumerà la responsabilità di questo rallentamento o della mancata autonomia. Un rallentamento da parte del Movimento 5 Stelle che il presidente Pozza legge come la volontà di non scontentare le regioni del sud, ma quelle virtuose, aggiunge poi il numero 1 della Camera di Commercio di Treviso, vanno sostenute. Se questa autonomia deve arrivare perché abbiamo motivo anche di chiedere alle regioni più sviluppate di mantenere un trend di crescita e di sviluppo. Se queste regioni non hanno la possibilità di investire e di sostenere l'economia, si ferma anche l'economia nazionale. Non vuol dire essere egoisti questo, assolutamente. La cronaca, adesso torniamo alla cronaca. A Mira si vivono ore davvero di angoscia perché il ritrovamento del cadavere
nel canale a Mira ha fatto subito pensare al 19enne rugbista scomparso un mese fa e a quanto pare i primi esami antropometrici potrebbero confermare questa compatibilità. Sono ore di grande sgomento e angoscia per la famiglia di Henry Kasim, il 19enne di Mira scomparso la notte tra il 26 e il 27 novembre scorso. Il timore è che il corpo ritrovato cadavere nelle acque del canale Novissimo possa essere il suo. L'allarme lanciato ieri intorno alle 12. È stato un residente ad accorgersi del corpo che galleggiava nelle acque di Porto Menai qui a Mira, esattamente dopo la chiusa lungo l'argine sinistro che si trova dalla parte opposta dove siamo noi. Subito il tam tam nel paese con la preoccupazione che il cadavere, visto che era di un uomo di colore, possa essere quello del rugbista 19enne scomparso da circa un mese. La paura dovuta al fatto che gli esami antropometrici effettuati dal medico legale sembrano corrispondere a quelli del ragazzo, ma restano ancora tanti, troppi dubbi e incertezze. Lo stesso medico legale infatti non si è ancora espresso e questo perché il cadavere si trova in avanzato stato di decomposizione. Sembra infatti che si trovasse in acqua almeno da una ventina di giorni o più. In paese, tra la comunità, è davvero grande la preoccupazione possa trattarsi proprio del 19enne. Ma non so se sia del ragazzo, dicono che magari devono vedere le autorità, insomma. A occuparsi del caso, che ora dopo ora diventa sempre più complesso e controverso, i carabinieri della tenenza di Mira. Già domani l'autopsia con l'ispezione cadaverica, il cui esito si potrebbe sapere entro la fine della settimana corrente, e nel pomeriggio di oggi è già stato effettuato il prelievo del DNA sui familiari di Henry. I genitori ieri hanno voluto comunque vedere il cadavere, ma non sono riusciti a capire se potesse essere quello del figlio, studente di scienze politiche a Padova. Da quello che ho letto su Facebook l'uomo era di colore, però non so neanche io come faccio ancora fatica a riconoscerlo. Ecco. Cosa si dice? Ci ha un po' sconvolto. Una comunità sconvolta che si affida anche alle parole del parroco Don Dino Pistolato, portavoce di tutta la comunità, ed è una comunità che spera invece di poter riabbracciare al più presto il 19enne. Henry Kasim, il 19enne italo-nigeriano scomparso da un mese da Mira, dove viveva con la famiglia, è un ragazzo e uno studente molto conosciuto e ben voluto dalla comunità. Giovane promessa del rugby Riviera 1975, da tempo presta servizio come volontario alla Casa San Raffaele della Caritas di Mira. Fa parte anche del gruppo scout e in parrocchia, durante la messa della domenica, accompagna i canti della celebrazione con la sua chitarra. Le parole di speranza e conforto alla famiglia del 19enne da parte del parroco Don Dino Pistolato. Finché non abbiamo dati oggettivi, ma che pare che alcune cose non corrispondano, ecco, e quindi si continua a sperare. È chiaro che comunque ci troviamo di fronte a una creatura che è morta e questo comunque crea anche dolore e anche capire chi è e il nominativo che ha. Henry l'anno scorso si è diplomato all'Istituto per Geometri 8 marzo di Milano. Quest'anno ha voluto proseguire con gli studi iscrivendosi all'università a Padova. Nel corso di questo mese, dopo la sua scomparsa da casa in seguito a un litigio, tantissime le segnalazioni giunte ai carabinieri che lo vedevano in diverse parti d'Italia, ma ciascuna di esse purtroppo si è rivelata priva di fondamento. E se dopo il ritrovamento del cadavere di ieri, dopo l'esito degli esami antropometrici, cresce l'ansia e l'attesa, si nutre ancora molta speranza. Noi continuiamo a credere che abbia tutti gli elementi per poter ritornare a casa, per poter riprendere le tante belle cose che faceva di volontariato, di disponibilità, di sport e via dicendo, anche perché era una persona ben inserita nel territorio e quindi io mi auguro che un litigio possa essere qualcosa che passa e si possa rientrare in armonia. Non ci sono invece più speranze dalle ultime ore, dalla scorsa notte, per la piccola bimba della provincia di Bolzano, morta in ospedale a Padova dopo alcuni giorni di agonia. È rimasta soffocata da un boccone di cibo. Non ce l'ha fatta ed è deceduta dopo alcuni giorni di agonia una bimba di 22 mesi di Terento, in Alto Adige, che si era soffocata con un boccone durante un pasto. La piccola si trovava a casa di un conoscente quando, durante il pranzo, le sarebbe andato di traverso un boccone di pasta. Le condizioni erano da subito risultate gravissime e per questo la bambina è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Padova nella speranza di salvarle la vita, e dove però invece non ce l'ha fatta, lasciando il suo paese d'origine in provincia di Bolzano nella disperazione.
Tanti colpi messi a segno, soprattutto nei mesi estivi, da chi con il famoso abbraccio sfilava i Rolex, soprattutto agli anziani. Nel Vicentino individuata una banda che potrebbe aver colpito anche in molte altre province del Veneto. 5 colpi nel giro di 2 mesi tra giugno e luglio, vittime persone anziane o con difficoltà motorie, derubate dell'orologio, generalmente un Rolex. Ora gli inquirenti della squadra mobile hanno individuato i componenti di quella che a tutti gli effetti è una banda di rumeni che agisce a Vicenza ma anche in altre province del Veneto e della Lombardia. Siamo riusciti ad isolare diversi furti con destrezza, in un caso una rapina perché c'è stata un'aggressione in danno della vittima, commessi da persone, donne prevalentemente, un uomo, pregiudicate di origine rumena, dedite con serialità a questo tipo di reati. La banda dell'abbraccio, per il suo consolidato modus operandi, selezionate attentamente le vittime, venivano circuite e distratte con banali pretesti di informazioni stradali, di lavoro o addirittura profferte sessuali e poi in un attimo strette appunto in un abbraccio. E quello è proprio il momento in cui l'orologio viene sfilato, e quindi sicuramente c'è una tecnica che è molto pericolosa, poiché nella gran parte dei casi poi riescono ad andare a segno. Un primo colpo il 22 giugno, vittima un 85enne col deambulatore avvicinato da una delle donne del gruppetto che tra loro si interscambiano e derubata dell'orologio. 3 giorni dopo il secondo colpo in via Galilei, stessa tecnica, ragazza diversa, ma l'anziano reagisce e la donna è costretta alla fuga. Il complice, un uomo, è poco lontano in auto. Poi la banda torna a colpire a raffica a luglio, il 1, l'8 e il 13. Tra i componenti, tutti con precedenti per reati contro il patrimonio, anche una vecchia conoscenza, Manuela Schianna, finita a febbraio agli arresti domiciliare per gli stessi reati, è scappata ad aprile. Chiuse le indagini per tutte le accuse sono di furto aggravato con destrezza e rapina impropria. Ora dovranno essere rintracciati e rinviati a giudizio. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto. Si è sempre professato innocente, ma per la giustizia fu lui a ordinare una delle più terribili stragi del terrorismo nero. A Venezia la morte di Carlo Maria Maggi continua a far discutere. All'età di 82 anni è morto nella sua casa la Giudecca Carlo Maria Maggi, considerato il mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia. La giustizia lo aveva riconosciuto responsabile e condannato all'ergastolo in appello nel luglio del 2015 insieme a Maurizio Tramonte. La pena poi confermata anche in Cassazione il 20 giugno di un anno fa, mettendo la parola fine ad una vicenda lunghissima. Lui si era sempre dichiarato innocente. Non c'entro assolutamente niente a questa faccenda qua. Sono assolutamente innocente. L'attentato avvenne durante una manifestazione sindacale contro il terrorismo neofascista e provocò la morte di 8 persone, un centinaio invece i feriti. All'epoca dei fatti Maggi era responsabile triveneto dell'organizzazione terroristica neofascista Ordine Nuovo. Maggi però nella sua vita quotidiana svolgeva la professione di medico proprio alla Giudecca. Cresciuto e vissuto nell'isola di Venezia, era conosciuto proprio come medico degli operai e molto rispettato. Maggi era un dottore laureato in medicina e ha esercitato la professione per più di 30 anni, ma nessuno, nemmeno quando è arrivata la notizia dell'ergastolo, sospettava che potesse aver avuto una doppia vita, soprattutto politica. Volto noto degli anni neri, era coinvolto in qualche modo in alcune delle stragi più gravi della storia italiana. Più volte Maggi era stato colpito da ordine di arresto, condannato a 12 anni di carcere per reato associativo nel processo per la strage di Peteano nel 1972. Nel 1988 invece aveva subito una condanna a 9 anni per la ricostituzione del partito fascista. Assolto con sentenza definitiva dopo una condanna in primo grado all'ergastolo per la strage di Piazza Fontana a Milano nel 69 e per quella alla questura di Milano nel 73, di cui era accusato di essere il mandante. Poi la Cassazione del 2014 aveva annullato la sentenza. L'indagine all'epoca era stata seguita dall'allora giudice Felice Cassone. Nel successivo processo d'appello Maggi fu condannato all'ergastolo. La sentenza fu confermata definitivamente in Cassazione il 20 giugno 2017. In precarie condizioni di salute per una neuropatia congenita, negli ultimi decenni era costretto alla sedia a rotelle e per questo gli erano stati concessi gli arresti domiciliari. Le sue condizioni di salute erano però peggiorate negli ultimi giorni. Un nome, quello di Carlo Maria Maggi, una storia, quella delle trame nere. Avete sentito non solo Piazza della Loggia, ma si riecheggia anche Piazza Fontana, che sono legate a doppio filo al Veneto e alla Marca, storie che continuano nonostante col tempo ad uno stiano scomparendo i protagonisti in negativo in questo caso.
storie e verità che potrebbero venire a galla forse in futuro. Ne è convinto chi quella ideologia stragista la denunciò in tribunale a Treviso tanti anni fa. Una storia, quella del terrorismo nero, che affonda le sue radici nella Marca e nel Veneto. E se la strage della Banca Nazionale dell'Agricoltura, il 12 dicembre di 49 anni fa, nella milanese Piazza Fontana, viene indicata come simbolo dell'inizio della strategia della tensione degli anni di piombo, la Marca, con le dichiarazioni di un testimone a cui hanno creduto i giudici Pietro Calogero e Giancarlo Stiz, sono diventati il tentativo di risposta della società civile in cerca di verità e giustizia. Dietro a quella valigetta acquistata a Padova con esplosivo e detonatori c'era l'ideologia e la determinazione del medico veneziano Carlo Maria Maggi. Un uomo che sapeva molte cose, ancora oggi non dette, come conferma Guido Lorenzon, il giovane che allora in coscienza non si era sentito di lasciare andare ciò che aveva visto e sentito nella libreria padovana di Giovanni Ventura, dove lavorava Franco Freda. Secondo lei la verità se l'è portata sulla tomba? Ma io credo che non si sia portato sulla tomba tutta la verità, che abbia disseminato qualcosa che è scritto nei documenti delle indagini che lo hanno coinvolto. Verità nascoste che solo il tempo e la storia inevitabilmente porteranno alla luce, fatti che non devono essere dimenticati. A noi di questo territorio periferico di fronte alle grandi storie dell'Italia ci ha insegnato questo, che da questo territorio sono partite le strategie della tensione, le trame nere, sono partiti anche pare degli esplosivi per le stragi di Piazza della Loggia e di Piazza Fontana, ma sempre da questo territorio, anche utilizzando la mia testimonianza, sono partite le indagini che hanno permesso di capire di che cosa si trattasse e di scoperchiare quel grande pentolone del terrorismo nero. Certo, è vero, sono passate 2 generazioni da allora e moltissimi giovani oggi non sanno niente di quello che è successo. Io penso invece che, ricordando oggi che è morto Maggi, si riflette sul fatto che ci sono ancora delle persone che la verità la conoscono e che se la tengono oppure la usano. E cambiamo decisamente argomento, perché parliamo di solidarietà invece con la pedalata solidale dei Babbi Bike a Padova. Metti 2500 persone vestite da Babbo Natale che tutte insieme salgono in sella e percorrono 20 km lungo le strade dei Colli Euganei per raccogliere fondi destinati ai bimbi di oncoematologia pediatrica di Padova. Il risultato, come ogni anno, è sorprendente. Uno spettacolare serpentone bianco e rosso ha pacificamente invaso Selvazzano Dentro, poi Teolo e infine la zona pedonale di Abano Terme, dove è stato accolto dalla banda musicale cittadina prima di chiudere la pedalata all'impianto sportivo Ceron di Tencarola. I Babbi Bike erano giovani, anziani, adulti e famiglie con tanti bambini. Immancabile il punto di ristoro, con panettoni, pandori, cioccolata calda e vin brûlé. In prima fila anche i sindaci e gli ex campioni di calcio, ciclismo e rugby, Francesco Toldo, Alberto Ongarato e Mauro Bergamasco, tutti con l'immancabile costume e barba finta. L'obiettivo dell'organizzatore, Enrico Ravazzi, è raccogliere circa 25.000 euro da donare ai reparti di oncoematologia pediatrica e neurologia e psichiatria infantile dell'ospedale di Padova. A 20:10 questa sera, dopo il telegiornale di Treviso, parleremo della manovra e dei suoi effetti, le proteste e domani il voto previsto alla Camera, con il senatore Andrea Ferrazzi del Partito Democratico e con Gian Antonio D'Alè, segretario regionale della Lega Nord in Veneto. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile. Tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature stazionarie con minime tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 6 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine, cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato invece a partire dal pomeriggio. Temperature immutate con minime tra -1 e 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 6 e 9 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà poco o parzialmente nuvoloso su tutti i settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime invece intorno ai 12 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Fresco e vario, i surgelati di prima qualità vi augurano buone feste.